Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Casali del Manco, il nuovo comune della Presila Cosentina dopo la fusione di Trenta, Casole Bruzio Pedace e Serra Pedace Spezzano Piccolo, vive la stagione della transizione che porterà alle elezioni del 2018. Domenica 22 ottobre anche i cittadini di Corigliano e Rossano saranno chiamati ad esprimersi sulla città unica. Sono i mesi della transizione a Casali del Manco, il nuovo comune, circa 11.000 abitanti, 10.112 per la precisione, istituito il 5 maggio 2017, la prima fusione in Calabria dal 1968, anno in cui vide la luce la Mezzia Terme. Casali del Manco nasce dalle fusioni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. Il referendum popolare che ne ha sancito ufficialmente l'istituzione porta la data del 26 marzo 2017. Va ricordato che a Casole Bruzio ha prevalso il sì con il 50 e 35%, sì anche a Pedace con il 71 e 43%, a Trenta con il 75 e 20%, mentre hanno detto no a Spezzano Piccolo 50 e 53%. Tocca al commissario Maria Vercillo traghettare il nuovo comune verso le elezioni del 2018 e gestire la fase delicata del cambiamento, ricognizione delle strutture, del personale, bilancio, sedi. E mentre Casali del Manco sperimenta il nuovo corso tra frenate e accelerate, incontri e mugugni, il 22 ottobre i cittadini di Rossano e Corigliano si recheranno alle urne per decidere sulla città unica. Qual è il clima che si respira? I cittadini sono molto impegnati nella campagna referendaria, con comitati elettorali, molti per il sì, alcuni per il no, perché è chiaro che ci sono anche idee diverse sul referendum, e però l'importanza di creare la terza città della Calabria, la prima come superficie, una superficie più ampia di Milano e di Bologna, per dire, quindi una delle città più importanti d'Italia, fa sì che ci sia molta attenzione da parte delle due cittadine sulla data del 22 ottobre. La legge il 27 dicembre del 2016 è stata rimodificata rispetto a una precedente modifica ed è stata tolta la parola che è bacino unico, vale a dire che vale la maggioranza dei voti espressa nelle due singole entità territoriali, quindi non c'è più il voto complessivo del bacino unico, e quindi se il sì prevale in entrambe le città di Corigliano e di Rossano ci sarà la fusione. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!